terra di prosecco, ma anche di sport e benessere, caratteristiche ad hoc per attrarre turisti da ogni parte d'Europa. Tutto in regola per 38 comuni tra Veneto e Friuli che a Vittorio Veneto hanno presentato la loro candidatura a Comunità Europea dello Sport 2018, un gioco di rete e sinergie con il prosecco a fare da padrone di casa. Cambierà anche l'immagine di questo nostro territorio, per cui tanti sportivi saranno accolti in questi nostri territori. Pensiamo solo che, come anticipo, a settembre 500 ciclisti tedeschi con la Rad Race arriveranno nella nostra città. Alberghi diffusi, bed and breakfast, strutture ricettive sono pronte a scommettere sulla vittoria di questa candidatura, una nuova collaborazione tra regioni. È una candidatura che vuole valorizzare lo sport in questo territorio legato al brand del Prosecco. Quindi il benessere, tutti messaggi positivi. Il nostro territorio, l'Alto Livenza per quanto mi riguarda, è un territorio che ha radici e matrici venete e questa opportunità di marketing che ci riassocia con i cugini della regione Veneto ci fa davvero uno straordinario piacere. Restyling anche per numerose strutture sportive in 38 comuni. Sono stati stanziati a bilancio 750.000 euro per il rifacimento completo totale della pista di atletica e una delle pochissime in Veneto ad 8 corsie. Gran cerimoniere il Prosecco, prodotto del Made in Italy, apprezzato in tutto il mondo, che sfodera la sua natura sociale. Siamo impegnati, anche con le scelte che stiamo facendo come consorzio, di andare verso una sempre più presente sostenibilità nelle nostre attività per poter dare maggiore vivibilità al nostro territorio, alla nostra gente che ci vive.